Sono le 8 in punto e giovedì 19 febbraio. Buongiorno Sicilia da Angelo Gagliano. E buongiorno anche da Lorena Dolci. Torneremo tra poco con la lettura dei giornali nazionali e regionali. Bene, allora fra poco dunque la nostra rassegna stampa come ogni mattina, ma intanto andiamo a vedere cosa ha deciso il Consiglio dei Ministri nel pomeriggio di ieri a proposito delle risorse da mettere a disposizione per il ciclone Harry, per i danni provocati dal ciclone Harry e per la frana di Niscemi. Vediamo e cerchiamo di capire quali sono queste risorse. Arrivano 1.200 milioni di euro per l'emergenza nel sud Italia. Il Consiglio dei Ministri ha varato un decreto legge con due diversi interventi, uno per il ciclone Harry, un altro per la frana di Niscemi. 1.050 milioni di euro in totale sono le somme destinate al ciclone e saranno suddivise fra le tre regioni colpite, ovvero Calabria, Sicilia e Sardegna. Alla Sicilia toccano dunque 350 milioni di euro che saranno gestiti dal commissario straordinario per l'emergenza, che è il presidente della regione Renato Schifani. Sono tre gli assi di intervento: da una parte il ripristino delle strade, la messa in sicurezza delle infrastrutture e dell'arredo urbano, poi la ristrutturazione di abitazioni e attività commerciali. Infine il terzo asse di intervento riguarda il sostegno al reddito di chi ha perso le attività. Finanziamenti collaterali riguarderanno settori specifici: 5 milioni di euro vengono stanziati esclusivamente per il turismo a partire da quello balneare, 90 milioni per servizi di varia natura sono messi a disposizione delle aziende del settore dell'export. Diverso il percorso per Niscemi, che può contare su 150 milioni di euro autonomi, cui è stato nominato commissario straordinario il capo della Protezione Civile Nazionale Fabio Ciciliano. I fondi serviranno all'erogazione del contributo per l'acquisto di una nuova casa, ai lavori sul versante franoso e al ripristino della viabilità. Nella norma previste anche deroghe e semplificazioni nel settore ambientale. Finanziamenti collaterali permetteranno la sospensione di tasse e contributi, il sostegno al reddito dei lavoratori privati e autonomi, oltre a quelli commerciali. Intanto sono 311 gli immobili sostitutivi già individuati e oggi partiranno i primi 150 pagamenti con i fondi regionali, ma ne servono in totale 1150 nuovi immobili. E da qui cominciamo la nostra rassegna stampa, Lorena. Sì, naturalmente questo stanziamento, questa decisione del Consiglio dei Ministri lo troviamo su tutti i giornali, la andiamo a vedere sulla Sicilia che parla di terapia d'urto del governo, il decreto appunto in Consiglio dei Ministri stanziato, come abbiamo sentito, oltre 1 miliardo per i danni provocati dal ciclone, ma per tutte e tre le regioni. I commissari saranno i governatori di Sicilia, Calabria e Sardegna. Per la frana 150 milioni promessi e annunciati da Meloni nella sua seconda visita a Niscemi. Sarà Ciciliano a dare contributi per case nuove agli sfollati e difatti diciamo, a parte l'importo, la vera differenza è che a gestire l'emergenza Harry saranno i presidenti delle tre regioni in quanto commissari delegati che potranno disporre gli interventi necessari a sostegno di famiglie e imprese, mentre invece per la frana sarà il capo della protezione civile siciliano, commissario straordinario, che provvederà a erogare il contributo per una nuova casa alle famiglie che hanno dovuto abbandonare per sempre la loro. E poi c'è un altro sostegno che era stato invocato anche a gran voce dagli operatori turistici, lo conferma il ministro del turismo Daniela Santanchè, perché c'è anche l'immagine turistica da riparare, un'immagine rovinata da quelle riprese del ciclone che ha devastato le nostre coste e che potrebbero avere spaventato molti turisti e visitatori. E a questo proposito Santanchè ha stanziato 5 milioni per quest'anno per finanziare misure per il rilancio del turismo, sia campagne promozionali appunto per le regioni colpite dalle terribili mareggiate di Harry. Ma per completare il quadro vediamo anche gli interventi messi in campo dalla Regione, ristori estesi alle aziende danneggiate che non si trovano sulle coste siciliane, l'esempio è quello delle aziende florovivaistiche che abbiamo fatto vedere più volte nei nostri telegiornali devastati dal ciclone, e poi per le strutture balneari che erano appunto in prima fila, per la ricostruzione si utilizzeranno procedure più snelle, lo ha stabilito una circolare congiunta dei dipartimenti regionali dell'ambiente, culturali e tecnico, quindi una sinergia per semplificare le procedure e consentire appunto ristori più veloci.
Bene, adesso invece andiamo alla cronaca. Arresti domiciliari per il deputato regionale Michele Mancuso, esponente di Forza Italia, accusato di aver intascato 12.000 euro per favorire una associazione che ha ottenuto quasi 100.000 euro dalla regione per spettacoli nella provincia di Caltanissetta. 12.000 euro in 3 tranche per sbloccare quasi 100.000 euro di fondi pubblici destinati agli spettacoli nel Nisseno. È questa l'ipotesi al centro dell'inchiesta che questa mattina ha portato agli arresti domiciliari il deputato regionale di Forza Italia Michele Mancuso. La squadra mobile di Caltanissetta ha eseguito l'ordinanza del GIP che dispone i domiciliari anche per il suo braccio destro Lorenzo Tricoli. Per 12 mesi invece non potranno operare nel settore dell'intrattenimento e dell'organizzazione di eventi i rappresentanti dell'associazione Gente Emergente, Ernesto Emanuela Trapanese e Carlo Rizzioli, tutti nipoti di Lorenzo Tricoli. Secondo l'accusa, il denaro sarebbe stato consegnato a Mancuso per favorire l'associazione nell'ottenimento di 98.000 euro stanziati con una legge regionale dell'agosto 2024 per spettacoli in provincia di Caltanissetta. Agli altri indagati viene contestata anche una presunta truffa aggravata. Nella rendicontazione sarebbero stati inseriti costi fittizi per 49.000 euro ai danni della regione siciliana. Il 22 gennaio gli indagati erano stati interrogati prima della decisione sulle misure cautelari, ma le loro spiegazioni non hanno superato, secondo il giudice, i gravi indizi raccolti. Il 3 febbraio il Tribunale del Riesame aveva restituito le somme sequestrate, ritenendo però sussistenti gli indizi e motivando la decisione solo con l'assenza del rischio di dispersione del denaro. Anche questa è una notizia che stamattina si trova sui giornali. Sì, la andiamo a leggere su Repubblica. Arrestato il deputato Mancuso, PM a caccia di altre mazzette, quindi l'inchiesta non si conclude qua. Pensate, a proposito di mazzette, che i poliziotti hanno trovato 2.000 euro sotto un tappetino della sua auto, proprio una classica mazzetta, insomma. Le banconote metà da 100, metà da 50 erano avvolte da un foglio di carta e da un elastico, un foglio su cui erano annotati il nome di un paramedico in servizio all'ASP e le date dei suoi trasferimenti. La seconda indagine è in corso e potrebbe aprire presto nuovi scenari. Avete sentito che si parlava anche di un'ipotesi di truffa. Un caso è che tra gli spettacoli finiti a 100 dell'inchiesta c'è anche un tributo a Vasco Rossi che doveva tenersi nel settembre 2024 a Caltanissetta. Poi lo spettacolo fu rinviato per la pioggia, ma le fatture furono emesse ugualmente per un totale di 17.000 euro. Da qui appunto l'ipotesi di truffa. E tra l'altro Mancuso ha cercato di giustificarsi, giustificazioni che non hanno affatto convinto i magistrati. Ad esempio, per negare il passaggio delle mazzette, il commercialista aveva parlato del regalo di un maglione. Solo quello gli ha consegnato davanti all'ASP di Caltanissetta, versione smentita dallo stesso Mancuso, sentito poco dopo dal giudice. Adesso invece l'ennesimo incidente stradale che si è verificato nella giornata di ieri e che riguarda comunque la nostra regione. È stato un tamponamento mentre un giovane era fermo a un posto di blocco ed è poi morto questo ragazzo di poco più di 20 anni. L'impatto è avvenuto sulla statale 113 e c'è in serie condizioni anche un amico che accompagnava per l'appunto il ragazzo. Ma vediamo il servizio ai particolari. Erano appena stati fermati per un controllo stradale sulla statale 113 all'altezza di Buonfornello, in provincia di Palermo, quando un automobilista è arrivato a forte velocità e li ha tamponati, non lasciando scampo al conducente. E di un morto e 2 feriti il bilancio dell'incidente avvenuto stanotte intorno alle 3 in territorio di Campo Felice di Roccella. A perdere la vita Ignazio Cortese, 20 anni, che guidava una Fiat Panda sulla quale viaggiava in compagnia di un amico, ora ricoverato in gravissime condizioni, con cui stava tornando da Collesano, dove aveva trascorso qualche ora per festeggiare il carnevale. È in questo tratto di qui, proprio all'altezza dello svincolo per l'autostrada, che si è verificato appunto ieri in tarda serata l'incidente mortale. Secondo una prima ricostruzione, Cortese stava percorrendo la statale in direzione Palermo quando una pattuglia dei carabinieri non lontano dallo svincolo autostradale di Buonfornello gli avrebbe intimato di fermarsi per un accertamento di routine. Mentre il giovane automobilista si trovava fermo in corsia d'emergenza, un'altra auto, una Mercedes guidata da un carabiniere fuori servizio, ha tamponato la Panda del 20enne che aveva appena consegnato i propri documenti. L'impatto è stato violentissimo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno provato a rianimare l'automobilista, ma per lui non c'è stato nulla da fare.
Stranissima e particolare questa. Sì, quasi beffarda, diciamo, per il destino di questo giovane, perché non solo era stato fermato a un posto di blocco ed è stato investito da un carabiniere in borghese, ma come leggiamo sulla Sicilia, lui, pensate, voleva arruolarsi nei carabinieri. Aveva 20 anni, voleva arruolarsi nei carabinieri. Ignazio Cortese, ragazzo di 20 anni, morto ieri mattina dopo essere stato fermato dai militari dell'Arma per un controllo. Una sequenza veramente tragica di eventi. Proprio durante il controllo l'auto su cui si trovava il ragazzo è stata investita con violenza da un'altra auto che ne ha causato la sua morte istantanea e il ferimento grave di un altro ragazzo, Vittorio, che è ricoverato in prognosi riservata. Chi era Ignazio? Era un ragazzo normale, un normale ventenne siciliano, intenzionato, questo era il suo sogno, a entrare nei carabinieri. Aveva già fatto il concorso, era in attesa dei risultati e in questa attesa lavorava col padre come idraulica, praticando attività fisica nel tempo libero. Era molto conosciuto a Trabia, suo paese d'origine, che adesso lo piange. E adesso invece voltiamo completamente pagina, parliamo di sport, di calcio in particolare, perché ieri c'è stato il recupero del derby tra il Catania e il Trapani, un match che sarebbe dovuto giocare diciamo all'inizio di febbraio, poi è slittato. E ieri sera la partita si è giocata in un'atmosfera anche di grande commozione nel ricordo di Orazio Russo. Il risultato 4-0 per i rossazzurri. Il Catania torna a vincere e dedica i 3 punti ad Orazio Russo. Il suo ricordo accomuna tutti al Massimino. La commozione è palpabile, il video con le immagini di Orazio sul tabellone dello stadio, una grande maglia rossazzurra con il numero 7, i cori e l'applauso scrosciante. La partita. I rossazzurri partono bene, trascinati da Casasola. Da una disattenzione difensiva per poco non ci scappa il gol dei Granata, Forte conclude dalla distanza, provvidenziale, una deviazione in angolo. La gara a ritmi elevati, con occasioni da una parte e dall'altra. Lunetta cross e pesca da Ausilio al limite dell'area piccola, stop e tiro al lato. È l'anticipazione del gol etneo, Casasola scappa ancora sulla destra, sul suo cross Pirrello per anticipare Forte mette nella propria porta, Catania in vantaggio. I rossazzurri vanno subito vicini al raddoppio, questa volta il cross arriva dalla sinistra, Lunetta riesce a deviare e manda sulla traversa, ma l'appuntamento con il raddoppio è rinviato solo di poco. Da Ausilio su angolo serve Quaini che lascia partire uno spiovente dalla destra, Pieraccini interviene di testa, Galeotti fa un miracolo, ma non può nulla sulla successiva conclusione sempre di testa del difensore, 2-0. Il Trapani prova a ricucire la distanza, Stauciuk in rovesciata riesce a servire Forte che da 2 passi manda al lato. Nella ripresa Catania sul velluto con il pubblico del Massimino che scopre Ponsi, autore di 2 assist. L'esterno ex Modena che ha rilevato Donnarumma riceve da Bruzzaniti e serve benissimo Jimenez che va in gol. Bellissima azione dei rossazzurri che si portano sul 3-0 e che si ripetono qualche minuto dopo. Jimenez trova ancora Ponsi che manda in mezzo, velo di Rolfini, arriva Casasola che va meritatamente in gol. Grande partita la sua, con dedica ad Orazio Russo dopo la rete. Il Catania vince 4-0, interrompe la miniserie negativa, si porta a -5 dal Benevento e a +6 rispetto alla Salernitana, con la costante della porta chiusa di Dini al Massimino. I rossazzurri riprendono la strada interrotta, adesso serve continuare a correre anche nel segno di Orazio Russo. E allora vediamo i giornali anche su questo, Lorena. Sì, e proprio anche su questa dedica a Orazio Russo si sofferma la Sicilia, come se fosse quasi una coincidenza che proprio in questi giorni di dolore e di rimpianti allevia sofferenze e anche atmosfera. Se vince il Catania, infatti, spuntano sorrisi nuovamente. E il recupero di ieri, ci scrive Giovanni Finocchiario, ha rimesso in piedi la squadra allenata da Toscano che non centrava il successo da 3 gare, sperperando punti contro avversari che in realtà erano alla portata. Il successo su Trapani, più netto addirittura del 4-0 concluso, permette ai rossazzurri di riprendere la corsa sul Benevento che adesso è a +5. Allora, possiamo proseguire invece per il resto, vediamo le prime pagine dei quotidiani regionali, gli altri approfondimenti, le altre notizie. Allora, andiamo a vedere la prima pagina del quotidiano di Catania, la Sicilia, grande evidenza lo stanziamento previsto dal Consiglio dei Ministri per l'emergenza, danni di Erri e Niscemi stanziati 1.200 milioni dal governo, fondi per nuove case e sicurezza, aiuti agli imprenditori e anche la Santanchè, come abbiamo visto, ha stanziato 5 milioni per ripartire col turismo. E poi i consumi,
decreto bollette tra bonus e sconti, Meloni vale oltre miliardi, c'è poi la vicenda che ha travolto il deputato Mancuso, che è finito ai domiciliari, e poi dopo lo scandalo a Stromboli per la mancanza di ambulanze, l'ASP ha spedito le ambulanze assicurando che i mezzi ci sono. E poi in centro pagina troviamo questa bella fotonotizia sulla vittoria del Catania dedicata appunto ad Orazio, questa goleada della squadra di Toscano, 4 reti e tanta commozione al Massimino nel ricordo di Russo. Andiamo avanti, vediamo adesso Repubblica Palermo, scontata anche qui l'apertura dedicata ai fondi del governo. In Sicilia arrivano 650 milioni, sono un terzo del 1.200.000.000 più i 150 per Niscemi, approvato dal Consiglio dei Ministri lo stanziamento per i danni del maltempo. Schifani, dopo le polemiche, dice la sinergia è importante, ma c'è anche un'altra cosa che riguarda stanziamenti, la vedremo più avanti, la rivolta dei sindaci su stanziamenti insufficienti. Alla conta mancano, dicono i sindaci dell'ANCI, l'associazione che li riunisce, circa 200 milioni di euro l'anno, e adesso vogliono presentare i conti al Ministero dell'Economia. C'è l'inchiesta sul forzista Mancuso, con l'inchiesta che si allarga, l'allarme di De Lucia sul referendum con la riforma PM delegittimati, quindi il procuratore di Palermo si schiera decisamente per il no. Andiamo a vedere invece la Gazzetta del Sud, anche qua stanziamento di 1 miliardo e oltre 1 miliardo da parte del governo per i danni del ciclone Harry, mentre Capodorlando e Lipari vivono con l'incubo di nuove mareggiate, perché appunto il ciclone è stato devastante, ma non è stato l'unico e ne sono previsti addirittura altri. Giornale di Sicilia, anche qui l'inchiesta sul deputato forzista, domiciliari per Mancuso, su di lui pesa una presunta mazzetta da 12.000 euro. E poi danni del ciclone a Niscemi, il budget sale 1 miliardo, e poi questa triste storia del 20enne fermato al posto di blocco, investito e ucciso. Ma andiamo appunto nel dettaglio. Il governo sblocca gli aiuti, in arrivo 650 milioni, alla Sicilia un quarto rispetto ai 2 miliardi di euro stimati, su cui il governo un po' aveva storto il naso, insinuando in un certo senso che erano stati sopravvalutati. E poi Repubblica va a Niscemi, dove sono iniziati i recuperi in zona nera, la zona più pericolosa, quella da zero, cioè dal bordo della frana a 30 metri. C'è anche un piano per salvare la biblioteca, che vedete proprio questa sull'orlo. Aspettate un attimo che la riprendiamo. Allora, ci torniamo tra un poco sulle pagine, diciamo, regionali. Adesso sì, l'ho recuperata, ci fa ogni tanto uno scherzo il computer. Ecco qua la biblioteca e gli interventi per mettere in sicurezza i beni di prima necessità nelle case a ridosso della frana saranno però pianificati caso per caso. Andiamo avanti, accordi silenti sugli spettacoli, le bustarelle al deputato Mancuso, ne abbiamo parlato in abbondanza. È finito ieri ai domiciliari per corruzione, avrebbe intascato 12.000 euro dopo un contributo dell'Ars ad un'associazione, una mazzetta trovata sotto il tappetino dell'auto. E poi l'allarme di De Lucia, procuratore di Palermo, con la riforma Nordio magistratura delegittimata. Il procuratore di Palermo interviene sul referendum e dice: con il sorteggio viene sottratto ai magistrati il diritto di scegliere. E ancora, sue parole, quello che non deve accadere è trasformare il pubblico ministero nell'avvocato dell'accusa o peggio nell'avvocato della polizia. La separazione delle carriere mi preoccupa, e dice senza mezzi termini il procuratore di Palermo Maurizio De Lucia, autore fra l'altro della cattura di Matteo Messina Denaro, perché si introduce in Costituzione un termine che attualmente non
non esiste, stante quanto dice l'articolo 107, secondo il quale i magistrati si distinguono tra loro solo per diversità di funzioni. E poi vi dicevo la rivolta dei sindaci contro il Ministero, mancano 200 milioni, i comuni dell'isola denunciano l'iniqua ripartizione del fondo di solidarietà che penalizza il meridione. E qui vediamo Paolo Amenta, presidente regionale dell'ANCI. Andiamo avanti, siamo nelle pagine di Catania del quotidiano La Sicilia, c'è questa operazione antidroga su un asse di marijuana da Barcellona a Catania, a capo dell'organizzazione c'era una coppia di catanesi, ma un catanese trapiantato in Spagna che aveva creato delle serre per la coltivazione della droga e grazie ad un'intercettazione in realtà partita da un'indagine parallela i finanziari hanno scoperto questa impresa illecita. E poi una notizia insomma abbastanza locale, portoni mutilati durante la notte, impazzano i furti di ottone per cui sottraggono le maniglie, concorso ASP, buona la seconda, la prova scritta per assumere 40 persone a tempo indeterminato è fissata per il 27 febbraio e poi c'è l'annuncio del progetto che riguarda la ciclabile in Corso dei Martiri, il collegamento in bici arriverà fino a Piazza Giovanni XXIII e stanno per partire. Andiamo a vedere adesso invece le pagine del quotidiano La Sicilia dedicate a Palermo. Amat, tutti i dirigenti in rivolta, contratto di servizio a ostacoli, dura relazione al CDA, giallo sulle possibili dimissioni di Caminiti. Parliamo appunto dell'Amat. E poi l'ex chimica Renella, c'è un progetto di rilancio della struttura, bisognerà scegliere il progetto migliore da un punto di vista del contenuto ma anche da quello della sostenibilità. L'incidente a centropagina, ne abbiamo parlato, il ragazzo di 20 anni e poi chiusa la palestra di un influencer, lo vediamo, non era in regola, si difendono, colpa di un tecnico, quereliamo. Ci fermiamo qua, la linea di nuovo ad Angelo Gagliano. Bene, grazie Lorena, fra poco ci saranno le pagine nazionali da vedere dai quotidiani in edicola, ma intanto vediamo e osserviamo qual è la situazione traffico questa mattina. Come sempre lo sguardo delle nostre telecamere ci porta intanto al Tondo Gioieni sulla circonvallazione di Catania. Qui la situazione è relativamente tranquilla, non ci sono, almeno in questo tratto, ingorghi particolari. Possiamo vedere anche cosa succede in un'altra arteria importante, primaria, per la viabilità di Catania. Siamo in via Vincenzo Giuffrida, auto tantissime in entrata, sono quelle che vedete a sinistra nei vostri teleschermi, mentre a destra quelle in uscita dalla città, comunque invece che vanno a riproporsi sulla circonvallazione, sono decisamente molte di meno. E invece vediamo un attimo uno sguardo su quella che è la parte bassa di via Lodorico da Pordenone. Qui il traffico è più intenso, vedete la confluenza anche con le auto che arrivano da viale Mediterraneo a creare certamente un po' più di ingorgo, fila davvero lunghissima, e poi invece le auto che vanno verso Ognina che sicuramente sono, diciamo, in minor numero. Da Catania uno sguardo anche al vulcano, all'Etna, vedete le nuvole che ci impediscono di osservare quello che è la parte sommitale, ma possiamo anche notare come in realtà poi la neve sia abbastanza bassa rispetto, diciamo, alla consuetudine, segno che questi giorni insomma sono stati particolarmente freddi, le precipitazioni poi in altura si sono tramutate in precipitazioni nevose. Vediamo l'Etna, anche comunque il golfo di Taormina. Questa è un'immagine che ci restituisce il golfo, sì, ma vediamo un tratto di Etna anche con le nuvole che comunque stanno per arrivare anche dal lato di Taormina a ricoprire il vulcano, sì. Di quelle nuvole che vedevamo nella prima telecamera si vedono proprio che intersecano l'Etna, proprio come se fosse una specie di tetto, perché sono basse in realtà quelle nuvole. Una splendida immagine che ci viene restituita dalle nostre telecamere. Adesso facciamo una breve sosta, poi torniamo ai quotidiani con Lorena Dolci, quelli nazionali, e poi Buongiorno Sicilia insomma proseguirà la sua mattinata, ma intanto breve sosta.
cominciamo la lettura dei quotidiani nazionali. Sì, quotidiani nazionali che dedicano l'apertura quasi in toto all'intervento del Capo dello Stato Mattarella a difesa dei giudici. Troviamo questa apertura sul Corriere della Sera, scontro sui giudici, Altola del Colle, Mattarella che presiede a sorpresa il plenum del CSM, chiede rispetto per le istituzioni. Apertura analoga la troviamo anche sulla Repubblica, Mattarella difende i giudici ma Meloni attacca ancora, il Presidente interviene al plenum del CSM appunto chiedendo il rispetto per questa istituzione, ma poi si interseca il nuovo attacco della Premier sulla sentenza di risarcimento alla Sea-Watch, una nave delle ONG, lo vedremo più avanti nel dettaglio, e parla di decisione assurda. Anche La Stampa dedica a questa apertura la prima visita in 11 anni al CSM dopo le frasi di Nordio. Dice sono qui da Presidente, lo scudo di Mattarella che chiede rispetto e il guardasigilli Nordio dice lo ascolterò. E poi naturalmente ci sarà anche approfondimenti sul calvario del piccolo Domenico, il bimbo ormai sapete al quale è stato trapiantato un cuore che in realtà era inservibile. È arrivato il verdetto, il nuovo cuore non sarà trapiantato a lui e quindi diciamo ormai siamo alle ultime ore. Ma andiamo a vedere nel dettaglio questo intervento di Mattarella che ha presieduto per la prima volta una riunione ordinaria del plenum dopo l'affondo del ministro Nordio sulle toghe che definiva paramafiose. Dice stop alle contese politiche, tutte le istituzioni devono rispettare il CSM. Ha parlato 70 secondi per dire che si è esagerato, che un ministro della Repubblica non può definire mafioso il CSM e che anche il linguaggio politico esige una sua misura. Sergio Mattarella, sempre con la sua misura, la sua sobrietà ma anche decisione, si è presentato al Consiglio Superiore della Magistratura per difendere l'autogoverno dei giudici e ha detto mi hanno indotto a questa decisione la necessità, il desiderio di sottolineare ancora una volta il valore del ruolo di rilievo costituzionale del CSM e soprattutto la necessità, l'intendimento di ribadire il rispetto che occorre nutrire e manifestare in particolare da parte delle altre istituzioni nei confronti di questa istituzione e quindi il CSM, l'organo di rappresentanza dei magistrati. Nordio si adegua e dice condivido al 101%, mi adeguerò, cercherò di essere il più possibile aderente come spero di essere stato peraltro in passato, perché certe espressioni che io ho usato non erano mie, ho citato parole altrui e lui sottolinea che ha ripetuto parole pronunciate qualche anno fa dal magistrato antimafia Nino Di Matteo, una giustificazione che però non è servita a spegnere le polemiche durissime. Ma dicevamo, le polemiche non si fermano perché ora arriva una decisione, quindi un alto magistrato che ha ordinato di risarcire la Rackete. Ricordate la capitana della Sea-Watch che aveva ordinato lo sbarco dei migranti a Lampedusa, una decisione che per esempio Libero, giornale di destra, cita ora ci tocca risarcire pure la Rackete grazie ai giudici, e su cui interviene nuovamente la Meloni che parla di sentenza assurda, anche in questo caso con un video, quindi scegliendo i social, serie di decisioni surreali. L'altra era quella del risarcimento di un migrante che era stato lasciato fuori libero dai centri di Albania, e parla di magistrati politicizzati che premiano chi viola la legge. Ma adesso andiamo all'estero perché purtroppo spirano ancora venti di guerra o speriamo che siano solo una forma di trattativa. Trump attaccherà l'Iran, venti di guerra, ma il suggerimento, l'interpretazione è che sarebbe solo una manovra per spingere sui negoziati che fanno piccoli progressi ma ancora c'è tanto distanze. Come ha definito questa situazione? Con un'espressione, un'immagine tipica americana, un hamburger ripieno di niente. Questo è stato un funzionario americano che ha così liquidato i colloqui di Ginevra tra Iran e USA. 2 giorni dopo questo incontro la lettura degli eventi si fa ancora più distante.
A gennaio però che succede? Che nel frattempo invece imperversano le minacce, Trump ha minacciato un attacco contro gli Ayatollah per il massacro delle migliaia di manifestanti che chiedevano la fine della Repubblica Islamica, e ieri la portavoce della Casa Bianca Caroline Leavitt ha parlato di un piccolo progresso, ma siamo ancora molto distanti. Speriamo che invece le trattative possano riprendere. Su tutto lo scenario internazionale pesa sempre l'ombra dei cosiddetti Epstein File. Adesso l'accusa degli esperti ONU che stanno valutando appunto queste inchieste parlano di possibili crimini contro l'umanità. Epstein è quel miliardario pedofilo che aveva a quanto pare una vasta rete di amici o clienti. Ma veniamo adesso al caso del piccolo Domenico, e purtroppo è arrivato il verdetto dei luminari. Non è trapiantabile, dei luminari nessuna speranza. C'è stato un consulto a Napoli, quel cuore che aveva riacceso le speranze della mamma è stato dato ad un altro paziente. Repubblica ritorna su questa vicenda, su questo errore, su questa defiance che tanto dolore sta creando. Quando il cuore era arrivato era un blocco di ghiaccio, perché ricordate era stato conservato col ghiaccio secco anziché con quello normale, che è una procedura anomala. Lo abbiamo messo lo stesso. Nel report inviato a Roma vengono raccontati, ripercorsi i concitati momenti in sala operatoria. Il chirurgo l'aveva già espiantato, non si poteva più tornare indietro. Un errore che adesso paga il piccolo e naturalmente la mamma Patrizia, che è passata dall'attesa alla rassegnazione. Dice: finché respira non lo lascio, resisterò, ho altri 2 bambini. E poi c'è l'altra tragedia di cui ci occupiamo da giorni, si occupano i quotidiani nazionali, quella di Cran Montanà, dove hanno perso la vita 42 giovanissimi. Il buttafuori adesso inchioda Jessica, una dei 2 proprietari della costellazione, perché dice ordinò di tenere chiuse le porte. Perché? Perché voleva evitare che qualcuno entrasse senza pagare. Non si entrava e si usciva senza pagare, per questo hanno ordinato di chiudere le uscite di sicurezza. Appunto, e questa è la stessa vicenda. E poi c'è un'altra vicenda che arriva questa volta dalla vicina Calabria: le minacce di un boss a un procuratore adesso di Napoli, ma che è stato, diciamo, procuratore antimafia. Cosa dice di lui? Gratteri peggio di Falcone e Borsellino. È ancora vivo, chiede, e viene appunto avvicinato. Dopo Falcone e Borsellino ne è uscito fuori un altro, Nicola Gratteri, il peggiore che abbiamo. È ancora vivo o morto? No, è ancora vivo, ed è così che l''ndrangheta parla del procuratore di Napoli, il magistrato che negli ultimi giorni è finito sotto il fuoco delle polemiche a causa del suo impegno per il no al referendum sulla separazione delle carriere, attacchi arrivati soprattutto da esponenti della maggioranza. E poi c'è un'altra vicenda su cui c'è adesso un colpo di scena, quella dell'omicidio di un pusher nel boschetto di Rogoledo, boschetto che è appunto alle porte di Milano, che è un regno dello spaccio. Adesso si allunga l'ombra della messa in scena. Interrogati i 4 colleghi dell'agente che sparò durante un controllo a Milano, l'ipotesi è che uno di loro mise la pistola accanto alla vittima, i soccorsi chiamati solo dopo 23 minuti. Lo dice anche il Fatto Quotidiano, parla chiaramente di svolte, di ucciso dalla polizia. L'uomo in pratica era disarmato, non ci sono impronte. E vedremo anche su questo. E poi c'è un'intervista curiosa al cardinale Ruini, che oggi fa 95 anni, racconta un po' la sua vita a tutto tondo, anche degli aspetti particolarmente personali che uno non immagina di ascoltare da un prelato così in vista. E cosa racconta? Mi sono innamorato 3 volte, molto umano, ma grazie a Dio ho resistito. Ratzinger sbagliò a lasciare, Bergoglio ignorò la tradizione. Questi sono i suoi commenti sui pontefici che si sono succeduti.
E poi una notizia che riguarda la stampa: dal governo colpo ai giornali, addio sgravi fiscali sulla carta, la FIEG protesta per il blitz nelle 1000 proroghe, Barachini replica parole irricevibili, mentre il bonus assunzioni per i giovani nel sud arriva fino ad aprile, per le donne a dicembre, quindi appunto un duro colpo per i giornali. E poi la stampa torna ad occuparsi della vicenda del piccolo Paolo, il 14enne suicida perché vittima di bullismo, tutto il suo dolore nei quaderni, scriveva fra l'altro: questa scuola è una prigione. La grafologa ha studiato anche la sua scrittura, tratti da cui emergono rabbia e disagio. Noi ci fermiamo qui, a te Angelo. Grazie Lorena, fra pochissimo saremo di nuovo insieme con il primo ospite della nostra mattinata. Allora, bentrovati, bentornati a Buongiorno Sicilia. In studio con noi c'è il dottore Luciano 25. Buongiorno. Buongiorno a lei, grazie. Grazie a lei per essere con noi. Lei è un otorinolaringoiatra e stamattina proverà a svelare a tutti noi comuni mortali quali sono, diciamo, intanto i sintomi da attenzionare quando abbiamo le vertigini, perché, che cosa significano questi sintomi. Spesso si parla magari in maniera inappropriata di labirintite, sì, ma cerchiamo di capire sì. che cosa sono le vertigini intanto. Intanto il quadro generale è quello della vertigine e del disequilibrio, che sono dei sintomi che molto frequenti, si ritiene che addirittura siano la terza causa di richiesta di prestazione da parte del medico di medicina generale, quindi patologie che sono ancora più frequenti al di sopra dei 40 anni. Si fa normalmente una distinzione tra quella che è una vera vertigine, quindi sono per esempio classicamente coricato nel letto, mi ruoto nel letto o mi alzo dal letto e improvvisamente vedo tutta la stanza che ruota, questa viene definita come vertigine oggettiva, rispetto invece al disequilibrio, cammino, sbando, che è più tipico per esempio al di sopra dei 65 anni e può innescare un meccanismo anche di caduta. Quello che stiamo vedendo adesso per esempio è gli esami che noi mettiamo in atto, la cosiddetta bedside examination con videoculoscopia, sono gli esami che mettiamo in atto nel corso di un iter diagnostico per disturbi di tipo vertiginosi. E si vede proprio nello schermo una rotazione degli occhi. Vedete, ecco, questo è un movimento anomalo, patologico degli occhi e vedete che il paziente è coricato nel letto, tipicamente è una patologia da orecchio, da otoliti. Professore, ma le chiedo adesso un'altra cosa. Molto spesso capita che ci si mette a letto e qualcuno può dire anche: guarda, io sono a letto e mi sento come se fossi a mare. Sì, anche questa è una distorsione spesso di tipo labirintica che può preludere a un peggioramento, quindi ad un quadro simile a quello che abbiamo visto pochi istanti fa, oppure rientrare in alcuni casi anche spontaneamente. Durante l'iter diagnostico, quando si presenta un paziente con disturbi vertiginosi o di disequilibrio, è necessario innanzitutto ascoltarlo, vedere quello che ci racconta, fare un'anamnesi adeguata, perché questo ci consente di indirizzare anche l'iter diagnostico successivo. Spesso arrivano ancora i pazienti che ritengono possano avere la cervicale, mentre invece questo è stato sostanzialmente tolto come possibile causa di vertigine. Più spesso siamo invece costretti a fare una diagnosi differenziale con patologie neurologiche. E in qualche caso si ricorre per esempio a delle indagini quale TAC, ma più spesso risonanza magnetica in questi pazienti. Allora, che cosa si deve attenzionare? Qual è il sintomo che deve fare scattare un campanello d'allarme? Il sintomo più significativo è quello della vertigine rotatoria, associata spesso a nausea, si arriva anche al vomito ed è un colpo eclatante per il paziente, non se l'aspetta, si alza la mattina
e vede ruotare la stanza come se fosse la centrifuga della lavatrice, spesso riferisce il paziente. In alcuni casi arriva ad avere nausea e vomito e in quel caso chiaramente bisogna riferire al medico curante e l'indagine otoneurologica per eccellenza prevede al primo posto l'otorinolaringoiatra sicuramente. E quindi insomma è importante comunque confrontarsi con il proprio medico di famiglia, il medico di base. Si parte da là, assolutamente si parte dalla medicina generale, dalla medicina di base, sarà poi il medico ad indirizzare. Più spesso, ripeto, verso l'otorino si ritiene che il 90% di tutti i disturbi vertiginosi partano dall'orecchio. Possono essere la patologia degli otoliti, quella più frequente, al cambiamento di posizione, può essere la labirintite, come dicevamo prima, che viene anche chiamata deficit vestibolare, più raramente la malattia di Meniere, la vertigine emicranica. O se il medico curante ha dei dubbi di tipo neurologico, conviene consultare un neurologo e indirizzare verso un'indagine più approfondita dal punto di vista di tacco-risonanza. Professore, ma esiste diciamo un metodo empirico, diciamo così, per cercare di capire subito a che cosa si va incontro, oppure servono necessariamente, ci sono dei sintomi che sono esattamente quelli per cui non si può assolutamente sbagliare? Dicevo prima, lo spostamento che crea vertigine e che fa ruotare gli oggetti davanti a noi, quindi una vertigine che si innesca con il cambiamento di posizione, è sicuramente il primo segnale per muoverci, per farci muovere, per andare a fare le indagini che servono per capire questo tipo di patologia, che poi può essere trattata, può essere curata chiaramente. E questo sono certamente questi sintomi e queste patologie poi in qualche modo sono in alcuni momenti anche invalidanti, no? Assolutamente sì, questa è una patologia che va trattata, curata. Spesso il paziente, immaginiamo un paziente un po' più in là con gli anni, 70-75 anni, che si alza dal letto e improvvisamente vede tutto il mondo che ruota. Il paziente ritiene, vabbè, ho la mia età, non posso più fare determinate cose. Ecco, bisogna sciogliere questo nodo, bisogna dire al paziente che è una patologia trattabile anche con una certa facilità, tra virgolette, curabile, e che lui può, anzi deve tornare a tutte le attività che faceva prima, perché altrimenti il paziente stesso crea un blocco e non si ripropone più di fare alcune cose. Cioè la qualità della vita si riduce nettamente se non si affronta la problematica, sì, assolutamente. E questi esami sono esami invasivi, sono esami diciamo semplici? No, l'esame non è assolutamente, gli esami non sono assolutamente invasivi, si fanno gli esami vestibolari, ne cito alcuni, la bedside, appunto, la videocoloscopia, il VHIT, la balance, ci sono alcuni accertamenti che diventano sempre più sofisticati e moderni, non sono invasivi assolutamente. La parte terapeutica prevede poi invece l'effettuazione spesso delle famigerate manovre che sul momento possono creare dei disturbi per il paziente, possono innescare una vertigine che però poi in quel caso diventa terapeutica. Questo nel caso degli otoliti fuori posto, una delle patologie più frequenti, la vertigine parossistica posizionale. Mentre nel caso in cui siamo di fronte ad una labirintite, come dicevamo prima, allora il percorso terapeutico è sia farmacologico ma anche riabilitativo e oramai le neuroscienze ci mettono a disposizione sia la parte riabilitativa, per così dire fisica, fisioterapica, sia la parte riabilitativa strumentale con alcuni strumenti sempre più sofisticati fino alla realtà virtuale. Si fa la riabilitazione dei disturbi dell'equilibrio anche in realtà virtuale a seconda delle necessità e delle prestazioni che si devono ottenere. Un pilota che fa una labirintite ha necessità di riprendere alcune funzioni e in quel caso si arriva a utilizzare la realtà virtuale. Due le domande prima di chiudere il nostro incontro di oggi. Intanto quanto la tecnologia, l'evoluzione aiuta e contribuisce diciamo alla
accertamento prima e poi alla risoluzione eventualmente del problema, e l'altra è invece perché si scatenano questi disturbi. Negli ultimi 20 anni le possibilità diagnostiche strumentali sempre più affinate e sempre più tecnologiche ci hanno permesso addirittura anche nei primi giorni dell'esordio di una sintomatologia vertiginosa importante o dubbia di avere, ci sono dei protocolli che ci permettono di avere più informazioni nelle prime 48 ore anche rispetto ad una risonanza. Quindi abbiamo per esempio questo strumento che utilizziamo da qualche anno che lavora con i laser, che è il VHIT, che ci dà delle informazioni assolutamente molto precise. Per quel che riguarda le possibili cause, questo dipende dalla patologia. Abbiamo parlato di 3-4 patologie diverse, alcune, per esempio la vertigine da otoliti, che è una delle forme più frequenti, lo dicevamo prima, non ha una causa ben riconosciuta. Sappiamo che si staccano questi otoliti, questi otoconi, questi cristalli all'interno del labirinto, non sappiamo bene il motivo. Mentre nelle altre forme, per esempio appunto la labirintite, il deficit vestibolare acuto, dei fenomeni infiammatori o di difficoltà microcircolatoria sono spesso alla base di questo tipo di patologie, e queste vanno assolutamente indagate, perché non è solo poi fare la riabilitazione o trattare il sintomo con i farmaci, ma anche andare a scoprire perché si è verificato un determinato problema e vedere se si riesce ad aggiustare. Diciamo che la medicina ha comunque fatto importanti progressi. Assolutamente sì, in questo campo probabilmente in particolare, sì. E quindi insomma chi soffre di vertigini, chi avverte questi disturbi che poi possono sfociare in diversi sintomi, la nausea, il vomito, tachicardia, sì. Il fatto che non si riesca a stare all'impiedi, anche questo è anche un problema. Insomma, deve stare tranquillo perché ci sono delle cure che restituiscono una qualità di vita. Assolutamente sì, c'è tutto il capitolo, come dicevo prima, della riabilitazione. Faccio anche un invito, così per chiudere. L'invito è quello che man mano che andiamo avanti con l'età, e il disequilibrio può essere connaturato anche all'età, l'implementazione di un'attività sportiva ci aiuta tantissimo, perché questo consente il ripristino del nostro sistema di navigazione e la possibilità di rispondere adeguatamente a tutti gli stimoli della vita quotidiana. Quindi l'invito a muoversi, a fare attività, soprattutto al di sopra dei 60 e dei 65 anni, diventa una prerogativa che riguarda tutti i pazienti con disturbi vertiginosi o disturbi vertiginoso-posturali. Allora, l'attività fisica è importantissima. Fondamentale. Grazie per le sue indicazioni preziose questa mattina. Grazie dottore Luciano 25, otorino-laringoiatra, ci ha fatto una sventagliata su quelli che sono i disturbi dell'equilibrio, che possono variare dalla labirintite a qualsiasi altro, qualsiasi altra patologia da questo punto di vista. Affascinante davvero questo segmento, diciamo, della medicina. Ci dobbiamo fermare perché noi corriamo, la mattina qui corriamo. Grazie, vi ringrazio. Grazie a lei, da un argomento all'altro. Adesso ci fermiamo, vediamo le previsioni meteo, vediamo che tempo ci attende, non solo nella giornata di oggi ma anche per domani. Ben ritrovati da Nikos Chiodetto, un aggiornamento con le previsioni di Trabimeteo per la giornata di giovedì, con l'ennesima perturbazione in arrivo sull'Italia, piogge sin dalla mattinata al centro-nord e entro il pomeriggio via via anche sulle regioni del sud. La Sicilia inizialmente vedrà tempo soleggiato, rapido peggioramento, nella seconda parte del giorno transiterà qualche rapido piovaschio in un contesto di grande variabilità.
Venti tesi dai quadranti meridionali dapprima, a fine giornata via via rotazione a maestrale. Il clima mite sulle località di mare, valori fino a 20 gradi come Palermo e Catania. Nel corso di venerdì poi la coda di questa perturbazione determinerà instabilità con il passaggio di piogge, qualche locale rovescio e venti in rotazione tutti di maestrale. Mari ovviamente mossi o molto mossi, ci attendiamo però un calo delle temperature, una giornata un po' più fresca dappertutto, con calo dei valori sia minimi che massimi. In attesa poi del weekend che vedrà un graduale miglioramento del tempo dappertutto. Siciliaweb.it si rinnova. Più informazione, notizie in tempo reale, i telegiornali, gli approfondimenti e le dirette di Antenna Sicilia e Telecolor. Più passione. Lo sport e il Catania raccontati come nessun altro. Più emozione. Con i grandi eventi in diretta e con l'intrattenimento delle nostre produzioni TV. Siciliaweb.it. Ogni giorno, in libertà, ovunque tu sia. Con un click. Siciliaweb.it. Connessi con il tuo mondo. Di nuovo insieme a Buongiorno Sicilia. Prima di presentarvi gli ospiti che sono già in studio con me, vi do un aggiornamento, un'ultima ora, perché c'è stato un altro incidente stradale, ahimè mortale, in Sicilia, un morto, 2 feriti. Questo è il bilancio di questo sinistro che è avvenuto nella tarda serata di ieri sulla statale 121 allo svincolo tra Giaconia e Pozzallo. In questo incidente sono rimasti coinvolti 3 mezzi, si tratta di 2 moto di grossa cilindrata e una autovettura. Per causa ancora in corso di accertamento, i veicoli sono entrati in contatto, provocando poi questo impatto violento che non ha lasciato scampo a uno dei 2 motociclisti. Ha perso la vita un uomo di 25 anni, originario di Misterbianco, che si trovava alla guida di uno dei 2 mezzi a 2 ruote. Nonostante indossasse anche il casco, l'urto si è rivelato comunque fatale. Il centauro è morto sul colpo, mentre l'altro motociclista è rimasto ferito ed è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Cannizzaro di Catania. E adesso do il benvenuto e il buongiorno agli ospiti che avete già intravisto e state vedendo adesso in queste immagini. Buongiorno a Moshe Ben Simon, buongiorno, che è il delegato della sezione di Catania della comunità ebraica di Napoli. E poi grazie a Claudio Melchiorre, autore della quadrilogia Jihad. Eccolo qui, il libro. Questo è un appuntamento che torna a Catania per fare un approfondimento di carattere storico è dedicato anche alle origini dello Stato di Israele e alle sue radici giuridiche. Insomma, bisogna anche contestualizzare che cosa è avvenuto, come è avvenuto, quali erano in quel contesto storico le situazioni e gli equilibri. Immagino che il nostro ospite Moshe possa in qualche modo indirizzarci in questa direzione. Allora, praticamente il nostro incontro, un incontro di approfondimento storico-legale, fatto chiaramente da parte di uno storico molto riconosciuto e molto accreditato che è David Elber, che non intende di dare una conferenza o un incontro di carattere politico. Noi vogliamo solamente gettare le basi per creare maggior conoscenza del territorio e quello che ha portato alle fondamenti dello Stato di Israele. Si dibatte tanto su questo tema, su quali sono state le origini dello Stato ebraico. Ci sono anche tantissimi punti di vista, tantissimi contrasti. Adesso noi non vogliamo assolutamente entrare nel merito di quello che è stato fatto e come è stato fatto, perché altrimenti potremmo stare qui ore e ore a dialogare, a parlare certamente. Perché... Ma si può anche ridurre la tensione, nel senso che quello che è stato fatto è che è stata data una casa finalmente a un popolo che era stato quasi sterminato. Che è questa poi la causa. Siamo alla fine della seconda guerra mondiale. Le cose che si sanno poco oggi, perché c'è molta disinformazione, è che è uno Stato che nasce sulla spinta
forte, è un movimento socialista che lì si chiama Laburista, composto a sua volta da una galassia infinita di sigle e che sin dall'inizio, proprio per la sua nascita, che era una nascita dovuta alla esigenza di sopravvivenza di un popolo altrimenti non più esistente, ha come nel DNA la necessità di tutelare la vita, non di distruggerla. Adesso nella vulgata si è un po' ribaltato il ragionamento, ma bisogna invece capire che è così. E dall'altra bisogna anche capire che si sa poco in Italia, perché siamo cristiani e cattolici, tendiamo a conoscere poco tanto il retroterra ebraico quanto quello musulmano. Lo scontro tra Israele e Gaza o Palestina, diciamo così, non è uno scontro in realtà tra israeliani, che sono anche arabi, non sono solo ebrei, e palestinesi, ma è uno scontro tra una democrazia e quelli che vogliono mettere in piedi un assolutismo teocratico, ma prendendo come ostaggio Dio contro i propri cittadini. Perché bisogna ricordare che per quante vittime ci possono essere state nell'ultima guerra, altrettanti l'hanno fatta i governanti di quel posto. Torniamo di nuovo a Moshe, perché è lui che ha poi in qualche modo organizzato questa conferenza che si trova e si svolgerà in un luogo bellissimo, che è la Cappella Buonaiuto a Catania, e lì ci saranno esperti a confronto, si parlerà tanto, e lo storico David Helber, che è l'autore del libro che è dedicato al mandato per la Palestina. Insomma, ci sarà un momento di confronto importante con anche tanti curiosi, immaginiamo, che verranno lì per seguire e cercare di capire proprio la spiegazione in maniera molto semplice, spero anche, in modo da fare capire a tutti qual era il contesto e come nasce proprio lo Stato di Israele. Sì, proprio questa è l'intenzione di questo incontro, offrire alla cittadinanza un momento di dibattito e non creare un mondo monolitico chiamato Israele o l'ebraismo, ma mostrare le varie correnti dentro, okay? E perciò ci sarà Claudio, ci sarò anche io, che magari su alcune cose possiamo essere d'accordo con Helber, con altri no, però siamo lì per esporci e per raccontarci ognuno la sua esperienza con una mera volontà di creare dei ponti di dialogo e non aumentare i divari. Ma questo è importante quello che dice, cioè il dialogo, la comprensione, il confronto che sia quanto più leale, che sia quanto più libero da un punto di vista, diciamo, senza dogmatismi. Assolutamente. Senza stereotipi, senza dogmi, senza preconcetti. Venire per poter parlare, dialogare e creare questi momenti di contatto, perché a nessuno piace la guerra, nessuno la vuole. E nessuno chiaramente vuole la morte di civili da entrambe le parti. Esatto. Allora iniziamo da questi basi per poi approfondire un discorso storico-legale. Stamattina non abbiamo il tempo, diciamo, per sviscerare tutto, però vorrei, a proposito di questo libro, fare un cenno anche, perché Jihad insomma, rievoca non nell'immaginario di tutto, non è una... E anche qua bisogna capire invece che nella logica musulmana jihad significa semplicemente impegno, sforzo a essere migliori. Poi è chiaro che se c'è un capo, un ras, che decide, uno sceriff o un imam nel caso iraniano o un califfo nel caso dell'ISIS per esempio, o della storia di gran parte degli imperi musulmani, jihad diventa invece aggressione violenta e distruzione di qualsiasi vita che non sia musulmana. Ma perché? Perché semplicemente in quella versione, ma che è una versione dittatoriale, totalitaria, chiunque non sia musulmano non è umano e quindi può essere eliminato. Se noi andiamo a vedere la mappa, per esempio, della schiavitù nel mondo, scopriremo che la schiavitù non viene praticata, quindi siamo liberi dalla schiavitù, solo nei paesi liberali e democratici.
nella stessa Gaza c'è il segnale che la schiavitù c'è. Perché? Perché ci sono le ragazzine, bambine yazide che vengono usate come schiave, ma non schiave per modo di dire, vengono comprate anche nei mercati di uomini. In questo romanzo c'è anche ci sono anche questi riferimenti. E d'altra parte però l'Islam non è questo. Cioè, bisogna anche capirci, cioè laddove c'è un regime dittatoriale assoluto, tutto viene stravolto, anche in un paese cristiano accadrebbe. E quindi è su questo che bisogna ragionare, e quindi sulla libertà, sulla democrazia, e su queste basi di libertà e democrazia e soprattutto di sicurezza per la vita per tutti, lì c'è la possibilità di incontro. Se invece cominciamo a pensare di doverci prendere a testate per dire tu sei buono, quello è cattivo, con la lavagna, con una riga e mezzo, sbagliamo. Prima stavamo dicendo, in Israele ci sono tutta la parte degli ortodossi ebrei, estremisti, che non vogliono Israele. Pochi lo sanno, ma non vogliono proprio che esista Israele, perché c'è una ragione religiosa, eccetera. Per contro, c'è il 20% della popolazione musulmana di Israele, che segue l'Islam, chiaramente, che invece sta benissimo in Israele e lo difende, tant'è che va a combattere anche nell'esercito. Bisogna capirle queste cose. Una volta che le capiamo, sappiamo anche che il mondo palestinese ha anche molti amici in Israele, ma che si deve prendere la strada della libertà e della democrazia, altrimenti noi mettiamo nelle gabbie i palestinesi. Allora, dialogo, cosa che non è accettabile. Facciamo così, chiudiamo con questo termine, dialogo e confronto, in modo tale da poter magari trovare un punto di incontro, un punto di mediazione. Possiamo avere anche un ruolo come italiani e come europei. Se noi sosteniamo quei movimenti democratici nel mondo musulmano, facciamo un favore a tutti. Se continuiamo invece a prendere per buone le parole d'ordine dei sistemi totalitari, è chiaro che noi aiutiamo i nostri nemici. Benissimo, allora l'appuntamento lo vogliamo ricordare? Sì, 19 stasera alle 18:30 alla Cappella Buon Aiuto. Saremo più che lieti ospitare coloro che vogliono approfondire o capire qualcosa in più su questo Stato chiamato Israele. Le radici di Israele, quindi vi lasciamo con questo invito, noi ci dobbiamo fermare perché corriamo. Grazie, vi chiedo di stare un attimo qui in studio ancora, fra pochissimo saremo di nuovo insieme, c'è un momento di sosta e poi torneremo di nuovo a Buongiorno Sicilia. Bentornati a Buongiorno Sicilia, adesso un collegamento in esterna, restiamo però non lontani da quella che è la nostra sede centrale, restiamo su Catania, vedo già sul vostro monitor anche Edoardo Sergi. Buongiorno Edoardo, sei con un ospite che ci presenti anche tu, ma l'argomento della giornata è questa proposta di legge di stoppare la macellazione, diciamo, delle carni equine e di bloccarne anche l'utilizzo alimentare. Tutto questo perché? Per riconoscere questi animali come animali di affezione. Vengo da te Edoardo, buongiorno. Esatto Angelo, siamo con Riccardo Salice di Salice Gruppo, perché quello che alle nostre spalle è la carne di cavallo che grazie al nostro Gaetano Iudica possiamo inquadrare, la trinca, la carne appunto, il filetto, potrebbe non trovarsi più nei banconi. Questo perché? Perché l'11 febbraio in commissione alla Camera, Commissione Agricoltura, ecco, è passato il primo esame, l'iter per una legge che è, diciamo, è anche quasi bipartisan, quindi c'è un pericolo per gli amanti della carne di cavallo, perché è portato dalle firme della Brambilla, che è con noi moderati, che è al governo con Lupi, ma anche dei Verdi Sinistra, e quindi noi vogliamo capire cosa succederà, perché Macelleria Salice nasce nel 1956 53 e ci sono 2 cavallini nel logo, quindi voi siete una macelleria equina. Rappresenta la nostra storia. Intanto buongiorno direttore e grazie per il tempo e l'attenzione che ci dedica.
per una situazione molto delicata, per noi dell'indotto, per i consumatori e per tutto quello che ruota attorno a questa cosa. È una cosa molto molto importante. Sappiate che la carne di cavallo è la carne che ha più contenuto di ferro e va bene per le persone anemiche, è a basso contenuto di colesterolo, va bene per tutte le diete. Non si capisce il perché questa proposta di legge depositata nel 2022 come migliaia proposte di legge possa andare avanti e danneggiare un comparto che ha un indotto di migliaia e migliaia di addetti ai lavori. Voi pensate dagli allevamenti ai macelli alla ristorazione, fa parte della nostra dieta alimentare, fa parte della nostra cultura. Veneto, Puglia, Sicilia, Emilia Romagna sono piatti alla base della nostra dieta mediterranea. Sarebbe molto sconfortante che i nostri politici non diano peso a quello che potrebbero distruggere. Però la carne di cavallo non è solo una prelibatezza con delle ottime proprietà come quelle del ferro, è anche tradizione a Catania, perché è impossibile immaginare una Pasquetta senza la carne di cavallo o la sera del 4 di Sant'Agata senza i focolari in via Plebiscito. Insomma, è vero tradizione, e quindi noi vogliamo capire, ma i catanesi, ma insomma tutte quelle persone appassionate a questo mondo, il mondo degli equidi, non solo come animali d'affezione ma anche poi come animali da macellazione, come devono fare? È più probabilmente una domanda sociologica, perché comunque il catanese e la carne di cavallo sono una cosa quasi indissolubile, è un legame indissolubile. La carne di cavallo per il catanese è quasi fondamentale. Cioè, ieri chiedevamo proprio allo stadio, no, cos'è più importante, il Catania o la carne di cavallo? Le persone erano indecise. Sicuramente la carne di cavallo fa parte della tradizione sia temporale che culinaria del meridione, ma anche di tutto il settentrione. Diciamo che non la vedo possibile una consecuzione a questa legge per via veramente di una tradizione popolare che si tramanda da padre in figlio. Io sono la terza generazione, penso che a breve ci sarà la quarta. Ci sono allevamenti, ci sono stalle dove si tramandano da padre in figlio e ci sono abitudini alimentari, come diceva il buon Edoardo, il 4 febbraio, la Pasquetta, il Ferragosto, ma la quotidianità. Noi siamo anche i proprietari della Trattoria del Cavaliere, scusate un po' di pubblicità, ma da noi la tradizione della carne di cavallo dura dal 1930, perciò diciamo che non ne possiamo fare a meno. Ma come funziona la filiera? Ovviamente l'export è poco, però importate molto. Noi importiamo molto, la filiera, c'è una filiera importante con una produzione italiana molto importante. Diciamo che la produzione più importante in Europa viene dalla Polonia, Spagna seconda, Francia terza, ma l'Italia è sui primi 4. Siamo specializzati, è una carne pura, mai estrogenata e mai sottoposto a scandali alimentari. Se voi pensate che negli anni il comparto alimentare è stato travolto da scandali infiniti, la mucca pazza, l'aviaria, la peste suina, la carne di cavallo è stata sempre integra, mai c'è stato un problema, anche perché i cavalli vengono allevati e cresciuti in maniera naturale e salubre. E poi questa storia dei microchip, è da più di 20 anni che tutti i cavalli, tutti e dico tutti, sono dotati di microchip. Edoardo, sì, 2 aspetti volevo sottolineare con Riccardo Salice. Uno, l'aspetto diciamo del danno economico, e questa norma prevederebbe anche insomma, dei ristori, prevederebbe una nuova organizzazione per diciamo, orientare al consumo su altro i consumatori, ma poi c'è anche il fronte delle sanzioni, perché ci sono delle sanzioni previste in questo disegno diciamo, di legge, in questa proposta, che vanno da 20.000 a 50.000 euro per le violazioni. Insomma, e poi sono anche più pesanti, queste multe arrivano addirittura anche a 100.000 euro. Immaginiamo per chi vive, che fa della propria attività un momento importante della propria attività, e si vive con grande difficoltà tutto questo.
Guardi, questa norma mi è veramente poco chiara, anche perché abbiamo questa grande fortuna di essere parte integrante dell'Unione Europea. Mi sembra strano che uno Stato membro adotti una legge di questa e poi alla fine in Europa, Francia, Spagna, Polonia, Germania allevino e macellino e distribuiscono la carne di cavallo. Io non riesco a capire come la legge italiana possa vietare un prodotto a largo consumo in tutta l'Europa e poi non capisco come in Italia non si possa macellare ma possono vietare il consumo. Questa norma è poco chiara e secondo me l'attenzione della politica deve rimanere alta affinché un comparto molto importante per noi e per la salute pubblica possa continuare ad esistere. Ma anche perché, Angelo, siamo in un paese democratico, quindi ognuno poi può mangiare quello che vuole, magari il divieto potrebbe in qualche modo diventare un modo di contrabbando, perché tutti stanno parlando di questa cosa, cioè il divieto potrebbe poi in qualche modo aprire dei mercati illegali. Ovviamente noi non ce lo auguriamo, però anche là abbiamo qua una filiera controllata, controlli ovviamente che sono importanti e poi sappiamo che il contrabbando è tutta un'altra cosa, è ovviamente una cosa illegale, però anche voi stessi, che ci sono tantissime persone che lavorano in questa macelleria, perdete una parte importante del vostro core business. Assolutamente, in questo momento nel pacchetto carne la carne di cavallo pesa il 25% del nostro core business. Se poi noi pensiamo come i ristoranti a tema, le trattorie, le bracerie, pesa fino al 70% del loro core business. Poi, come dite voi, il contrabbando è una cosa che risale agli anni atavici, insomma penso che negli anni 50, anni 60 ormai le filiere sono tutte tracciate, il controllo delle autorità, delle ASP, degli ispettori dei NAS è molto molto alto in confronto agli anni passati. E poi io ribadisco un segnale chiaro: se in Europa si può consumare la carne di cavallo, come fanno a vietare l'ingresso in Italia di questo prodotto? Questa è un'osservazione importantissima fatta da Riccardo Salice, che ringraziamo per essere stato con noi questa mattina. È un tema su cui probabilmente si tornerà ancora, in considerazione del fatto che è molto importante l'impatto economico sulla filiera non solo italiano, ma immagino a livello anche internazionale, perché vietarlo in Italia che impatto può avere poi anche, considerato che il mercato è comune, potrebbe avere anche un impatto anche all'estero, perché immaginiamo che la nostra carne equina in questo caso ha un mercato anche all'estero, e quindi significa chi acquistava da noi e quindi andrebbe ad avere un impatto pesante anche sull'export, immaginiamo, perché se l'industria prevede anche l'esportazione, anche lì ci sarebbe un danno. Non si può macellare, non si può esportare, ci sarebbero altri danni da verificare soprattutto e da quantificare, perché in questo momento è impossibile poter fare una stima di tutto questo. Certo, poi la contraddizione qual è? Che noi non possiamo macellarla in Italia, non possiamo distribuirla, come diceva Salice prima, però potrebbe arrivare dall'estero, ma è vietato consumarlo. Si può fare in un mercato comune come quello dell'Unione Europea? Questo è un interrogativo davvero importantissimo, con il quale ci lasciamo, e ringraziamo Salice per essere stato con noi questa mattina a Buongiorno Sicilia. Ci dobbiamo fermare su questo capitolo, ma ne apriamo un altro, perché noi a Buongiorno facciamo salti praticamente pindarici o quasi, perché adesso è il momento di guardare le stelle e lo facciamo come sempre, con Marco Amato. C'è la sigla. Allora Marco, buongiorno, buon caffè, tazzina dorata con un richiamo anche sul blu. Stamattina parliamo di calcio, ma in maniera, però non proprio, sul campo, però quelli che sono... Esattamente, allora parliamo e facciamo riferimento a quello che è successo sabato sera, dai. È successa una cosa un po' da segni di fuoco, ecco. Non è un caso che uno dei protagonisti mi faceva molto sorridere, si chiamava Bastoni. Bastoni ha anche un seme nelle carte che rappresenta il fuoco, l'elemento che nello zodiaco è rappresentato da Ariete, Leone e Sagittario. È proprio un Ariete, Bastoni,
sarebbe il protagonista assieme a Kalulu, 2 giocatori, di uno scontro un po' acceso, insomma, ecco. Per cui ci sono state delle sospensioni pesanti per Kalulu e delle ammonizioni per Bastoni, che ha ammesso di aver, come dire, esagerato il contatto fisico per avere un vantaggio in campo. Beh, il comportamento mi faceva sorridere il fatto che Bastoni sia proprio un ariete. L'ariete non pensatelo solo come all'ovino con le corna, ma anche come allo strumento medievale che serviva per sfondare i portoni dei castelli, per fare assedio, per espugnare, insomma. Per cui questa azione è proprio da sfondamento del carattere arietino, che a volte è come una locomotiva che travolge tutti. Più filosofico e più d'aria sicuramente Kalulu, che dice che bisogna passare avanti. Gemelli, segno della comunicazione, ma come tutti i segni d'aria, Gemelli, Bilancia e Acquario, beh, è volatile, passa subito oltre. Allora, cosa succede quindi nello zodiaco oggi? Una dolcissima luna in Pesci tra Venere e Mercurio parla di sogni. A quali sogni vogliono dare voce i protagonisti dello zodiaco? Beh, l'Ariete sicuramente ha qualcosa che si è precluso per anni, e quindi finalmente riesce a trovare le strade e le condizioni per realizzare un sogno d'amore, ma anche per vincere nella carriera. Toro, per voi invece un sogno di morbidezza, di dolcezza. I Toro hanno bisogno di comfort, relax, di riprendersi per adesso, ora che hanno orchestrato un piano di lavoro nuovo e molto più utile. Gemelli, per voi il cielo oggi è di quadratura, quindi oggi non riuscite a esplicare bene i vostri sentimenti. Cancro, per voi invece di Trigono, per cui questa dolcissima luna vi aiuta moltissimo a essere forti dei vostri sentimenti e delle certezze affettive. Leone, una luna che vi lascia riposare, oggi vi lascia in pace, proprio perché ascolterete e lascerete che siano gli altri a fare le cose per voi. Vergine, una luna oggi che lascia lo spazio al partner di esprimersi, di dire le cose che non potete sempre dire voi. La coppia è fatta di 2 elementi, per cui sicuramente oggi la Luna e Mercurio e Venere d'opposizione vorranno essere gratificate. Bilancia, per voi oggi è Venere che è solleticata dalla Luna, il vostro pianeta in Pesce esaltato, per cui oggi matura un po' la vostra consapevolezza affettiva, mentre riuscite a fare elegantemente al lavoro. Scorpione, Luna di Trigono, meravigliosa per voi, che vi dà una forte carica. Sagittario, per voi invece è di quadratura, quindi oggi forse non è il caso di dire come la pensate. Capricorno, una luna di certezze e di comunicazione. Oggi l'incontro importante di lavoro assicurerà un certo benessere. Ottimo in amore. Acquario, per voi è proprio davanti agli occhi, quindi è una luna visionaria, è un abbaglio, è un sogno a occhi aperti che in realtà state già vivendo. Pesci, il re dello zodiaco per adesso, proprio perché la compagine planetaria è magnifica, questo segno zodiacale che tra affetto e comunicazione e lavoro riesce a ottenere un ottimo risultato armonico. E dopo aver esplicato col calcio il mio argomento preferito, auguro a tutti buona giornata. Ciao Angelo e buongiorno Sicilia. Grazie Marco, buongiorno anche a te, l'appuntamento a domani. Adesso invece andiamo da Lorena Dolci. E chiudiamo con i social, ma social sotto accusa perché è iniziato il processo a Mark Zuckerberg, che è il fondatore di Meta e quindi è, come dire, fondatore di Facebook, Instagram e WhatsApp. È accusato da una ventenne di avere creato appositamente tramite algoritmi una dipendenza per il profitto. Questa ragazza a 6 anni utilizzava YouTube, a 11 Instagram, poi TikTok e Snapchat. Anche se c'è un filtro che impedisce a chi ha meno di 13 anni di avere un account. E lui ha detto, Zuckerberg si è difeso dicendo che sono le persone a mentire sulla proprietà. L'avvocato della ragazza gli ha detto si aspetta che un bambino di 9 anni legga termini e condizioni, ma insomma poi sono usciti fuori documenti e mail in cui si dice che la priorità massima era appunto quella di indicare i bambini fra 9 e 12 anni a legarsi a lungo ai social. Era proprio uno degli obiettivi di questi social. Adesso lui si difende, l'approccio è cambiato, ma tutto da vedere. Grazie Lorena, ci fermiamo qui almeno stamattina con Buongiorno Sicilia. L'augurio a tutti voi di una buona giornata, torniamo domani mattina come sempre alle 8.